Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, benvenuto Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao Marco Testoni, benvenuti a tutti quanti. Stasera Quota Rosa, abbiamo un personaggio Sì, incredibile. io non lo volevo dire sta storia della quota rosa, però effettivamente è vero, ce ne sono, ahimè, ancora poche di compositrici donne, ma quelle poche che ci sono tutte validissime, come la nostra Licia Missori, che oggi ospite con noi. Adesso Massimo ci traccerai un po' la sua biografia, i suoi lavori principali, eccetera, eccetera. Quello che mi va di dire in questa circostanza è che lei poi nel corso della sua carriera si è specializzato per la musica per i videogiochi. Esiste anche tutta una storia legata non solo alla sua evoluzione, ma anche alle tecniche che ci sono appunto per commentare la musica dei videogiochi. E siccome Licia ha scritto proprio un libro che vi faccio vedere adesso, che è questo, Musica per videogiochi, oltre a tutte le domande che le faremo, ovviamente approfondiremo anche questo tema. Allora Massimo, parlaci un po' di Licia Missori. Allora, Licia Missori è una compositrice, cantautrice, cantante, interprete, è un personaggio, devo dire, a 360 gradi, che si approda nell'ambito della musica applicata alle immagini soprattutto dal 2019 e incomincia a collaborare con questa compagnia che si chiama Gamindo, spero di averlo pronunciato bene, dove lei incomincia a produrre musica, a scrivere musica, soprattutto per diversi brand pubblicitari e anche per diversi brand che al loro interno contengono dei videogiochi. Parlo di Google, di Barilla, Lavazza, Discovery Channel, Zue, Gringo, la Gazzetta dello Sport, Enel e tantissimi altri. Ha un sito che vi consiglio di andare a visitare dove potete trovare che è www.liciamissori.it. A parte la sua biografia potete trovare e ascoltare diversi suoi lavori e comprare anche i suoi lavori. Ci sono dei CD interessanti che la vedono protagonista in diverse, diciamo, peculiari attività musicali. Voglio anche dire che Licia, oltre ad essere un'ottima compositrice, la sua attività concertistica è anche piuttosto ricca, ma di questo ne parleremo adesso. Ed eccola qui. Ciao Licia, benvenuta. Grazie, buonasera. Ti corrisponde la biografia? Forse posso aggiungere che sono pianista, insomma, poi fondamentalmente la cosa che faccio alla fine la più alta percentuale del tempo della mia vita è suonare il pianoforte, però sì, di base è tutto giusto. Meno male. No, ma questo è il problema di chi è eclettico, che poi alla fine qualche cosa salta sempre, cioè che uno non dice, no? Questa però di lei pianista effettivamente è una, voglio dire, sì, è abbastanza perché è una cosa effettivamente molto, molto presente nella mia vita. Poi diciamo sì, è vero quello che ha detto Massimo riguardo al fatto dei videogiochi, è una cosa relativamente recente, diciamo negli ultimi 6 anni. Prima ho lavorato un po' anche nella musica per immagini, però nell'ambito di documentari, teatro, quindi altre esperienze, film muti. Ho anche una tesi di laurea sui film muti accompagnati, insomma era un interesse che comunque c'era già, anche se in un altro ambito. Cinema muti per caso con la Cineteca di Bologna? Io ho preso una serie di lauree, la prima delle quali è stata una triennale in DAMS, e ho fatto questa ricerca su proprio come veniva accompagnato il cinema muto al pianoforte, e poi ho fatto delle esperienze in questo senso, quindi proprio esperienze di performance live. Ah, che bello. E ho musicato principalmente un film che è La caduta della casa Usher, che è un film muto del 1928 diretto da Epstein, basato sul racconto del terrore di Edgar Allan Poe. È stata un'esperienza per me bellissima, che mi ha veramente emozionato e poi mi ha anche lasciato della musica, perché la musica che ho composto per quel film poi è andata a finire anche nei miei dischi e la suono tutt'oggi. No, questo è molto interessante, Licia, perché per far capire la poliedricità di questa donna, cioè nel senso, al di là del discorso delle lauree, che però adesso ti chiedo, perché la prima domanda che facciamo sempre è quella relativa
ai tuoi esordi, ma anche la tua formazione musicale. Ecco, tu come musicista, come nasci, ma soprattutto come poi sei andato a finire alla musica applicata. Adesso che siano immagini, film muto o videogiochi, il linguaggio quello è. Allora, io la prima cosa che ho cominciato a fare nella vita è suonare. Cioè il mio primo ricordo è la Bontempi. Ma la Bontempi è per i vecchi come me, la Bontempi, non l'Ittorgan Allora, Bontempi. era una Bontempi di mio fratello che aveva 6 anni più di me. Però lui vedi. l'aveva abbandonata in un angolo e invece per Ok. me era il mio tesoro. Quindi ho cominciato a vivere attaccata a questa Bontempi. I miei genitori hanno capito che c'era qualcosa di più di una curiosità, e quindi per fortuna mi hanno preso poi subito un pianoforte e ho cominciato a studiare. E poi ho cominciato subito a comporre la musica mia, quindi in realtà il mio approccio alla composizione è stato intuitivo, assolutamente Subito. spontaneo, cioè non ho cominciato a comporre dopo aver studiato composizione. Sono sempre stata una onnivora musicale, ho sempre ascoltato tantissima musica e ho imparato a fare musica dalla musica direttamente. Poi chiaramente poi ho studiato classica per 20 anni, il pianoforte. Cioè, no, l'ha detta così, en passant, capito? Poi ho studiato classica per 20 anni. No, vabbè, perché comunque a livello, la musica classica in particolare ti richiede una certa disciplina, che io reputo una cosa davvero preziosa, che poi ti insegna tante cose che sono utili proprio nella vita. Cioè, ti insegna il fatto che quel passetto che fai giorno dopo giorno, lentissimo, poi alla fine ti porta a un risultato meraviglioso che non avresti creduto possibile, no? E questa cosa te la porti appresso in tutto. A questo punto dici qualche compositore di classica a te particolarmente caro. Allora, a livello pianistico io ho un'affinità elettiva con Chopin proprio pazzesca. Infatti, io potrei suonare Chopin, penso tutta la vita, e essere felice anche solo così. Poi in generale apprezzo è riduttivo, adoro anche compositori, insomma, orchestrali, Tchaikovsky, Beethoven, Brahms. Sai, non lo so, poi è più una cosa di affinità che di periodo, perché alla fine ho avuto anche il periodo Webern, per dire. Dici com'è possibile? Perché avevo studiato comunque anche la musica dodecafonica, seriale e tutto, e il suo modo specifico di farla mi aveva affascinato, quindi è più... Sì, diciamo che lui tra il terzetto, no, che si dice Schoenberg, è il più che ha qualche cosa di anima dentro. Ha fatto una finaccia, poverino, però mamma mia, terribile, sì. Senti, ecco, un'ultima domanda. Quindi il tuo strumento è sempre stato d'elezione il pianoforte, ma suoni anche qualche altra cosa o tastiere? Vabbè, il glockenspiel non in modo professionistico, però lo uso spesso per aggiungere quel tocco di magia. In generale io amo molto il suono dei mallets, no? In generale tutti quei suoni là li uso molto anche nelle composizioni, anche nei videogiochi stanno benissimo. A questo punto io mi chiedo una cosa: con questa tua passione smodata per la musica classica, per questi autori diciamo pianistici, ma anche sinfonico-pianistici, ma come sei approdata poi a scoprire anche questa parte di te che io apprezzo tantissimo, quella diciamo canora, interpretativa, performativa, anche attraverso i tuoi frequenti tour in tutto il mondo, perché ti ho visto stata in Messico, sei stata, ora non mi ricordo, in Cina, e quindi, e poi tra l'altro voglio anche sottolineare che trovate online su YouTube I'm a Witch, che è una canzone che io ho amato molto perché mi ha ricordato un gruppo che io adoro da tantissimi anni, che sono i Clannad. Musica classica, ambient, new age, perché poi hai anche un nome d'arte, se non mi ricordo male, non è solo Licia Missori. Allora, le cose che faccio da sola in genere escono come Licia Missori, poi ho gruppi, progetti, là, vabbè, ci vorrebbe un'altra puntata solo per parlare di quello. Ma guarda, in realtà per me c'è sempre stato tutto insieme, nel senso, io sì, amavo la classica, studiavo la classica, ma contemporaneamente ero una panchettona incredibile, ascoltavo rock, stavo fissata già da bambina con i Beatles, con l'alternative degli anni 90, con la musica celtica, con il pop, un po' praticamente con tutto, quindi per me le cose non si sono mai escluse. Quindi mentre componevo musica strumentale, componevo anche canzoni, quindi semplicemente mi viene naturale così. Qual è uno stile musicale che proprio non ti va giù? La trap.
Allora, qui anche qua ci sarebbe da specificare, non è il genere in sé, ma è il genere in sé fatto male, perché anche lì credo che ci possano essere delle cose interessanti, anche se non sarà mai la mia musica preferita, no? Però c'è tanta roba che non... Ecco, non voglio fare la boomer, cioè, no. Ascolto soprattutto musica di adesso, perché comunque voglio stare nel presente, quindi non è che vivo ascoltando solo cose del passato, assolutamente no. Però ci sono tante cose del mainstream oggi che sono veramente di qualità un po' bassina, ecco, secondo me, rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, ancora meglio prima. Allora lo vedi che stai facendo la boomer, però così mi dispiace. No, però io era per dire che veramente ascolto quasi solo musica di oggi, quindi non è che dico tutto quello che viene fatto oggi fa schifo. Per esempio sono una fan sfegatata di Billie Eilish, la adoro, ho tutta la sua discografia, quindi per dire, ci sono anche cose validissime, per fortuna. Sì. Questa è una battaglia che porto avanti sempre quando mi dicono no, oggi non c'è più nulla da ascoltare. Non è vero. No. Sono gruppi bisogna e cantanti impegnarsi un po' di più a trovarle, nel senso non è che accendi la radio e sono tutte canzoni bellissime, ti devi un po' impegnare, però si trovano. Ma allora quindi a questo punto viene spontaneo, siamo passati dalla musica classica a quella performativa, che lei visto che va veramente in tournée dappertutto, a quel bellissimo libro di cui tu porrai delle domande ad hoc, che è il primo libro italiano, tra l'altro, dedicato in maniera seria, in maniera sistematica, proprio tutto dedicato a questo, ad analizzare bene, sì. Vai, Marco. L'ho fatto proprio perché lo sentivo necessario, proprio perché non c'era. Hai fatto benissimo. Ma guarda, io sono preparato perché ho anche moderato, diciamo così, l'incontro e la presentazione di Licia al Romix di Roma proprio del suo libro. E peraltro di quel giorno ricordo c'era una platea bella numerosa, ecco, ed è riuscita con il suo pianoforte e il pubblico che c'è a Romix è piuttosto trasversale, poi prendi dal bambino alla persona di una certa età, ma erano tutti incollati a sentire lei che raccontava in qualche modo, aiutandosi con il pianoforte, un po' quello che è non solo il libro, ovviamente si parla di musica per videogiochi, ma anche un po' tutta quanta la storia. E se c'è un mercato che sta, ahimè, piuttosto declinando, ovvero quello del cinema, ce n'è un altro invece che sta nascendo, ma ancora non si conosce bene anche a livello di produzione. Mi dici qual è la caratteristica principale del musicista, del compositore che ha a che fare con questo mondo? Quale deve essere? La cosa che più mi affascina della musica per videogiochi è che ti costringe come compositore a pensare la musica in un altro modo, cioè come un insieme di possibilità. Perché mentre il film è un oggetto lineare, quindi tu componi musica per quella sequenza che va dal secondo X al secondo Y, il videogioco è un insieme di bivi. Non sai mai il giocatore cosa farà, quanto tempo passerà in un certo ambiente, dove entrerà, in che ambiente sarà, che scelta farà, quanto tempo dopo morirà e tutte queste cose. Quindi tu come compositore devi prevedere tutte queste possibilità e questa cosa per me è meravigliosa, cioè, perché a livello creativo ti offre davvero tanto, no? Anche solo pensare banalmente, anche il giochino più semplice del mondo, c'ha la musica del menu, poi c'è la musica del primo livello, la musica di se vinci o se perdi, e già tu devi mettere insieme queste diverse musiche che devono essere diverse, devono dare messaggi diversi e chiari, però devono funzionare bene insieme. Già solo questa è una piccola sfida. Quindi il fatto stesso di comporre musica per videogiochi contiene, secondo me, qualcosa di ludico, cioè contiene una sfida, una sorta di performatività. Quando Massimo si è cimentato nell'intervista a Stuart Copeland, che è batterista dei Police, compositore e ha anche scritto musica per videogiochi, lui diceva che è il lavoro più bello del mondo perché bisogna giocare dalla mattina alla sera per capire poi quello che andrai a musicare. È veramente così, Licia? Allora, io non gioco in generale perché sono talmente assorbita dall'attività musicale che il mio tempo libero non c'è più tipo dal 90. Quindi non gioco così tanto però quando devo fare la musica di un gioco, sì, assolutamente.
Ci sono stati rari casi in cui non era possibile avere prima il gioco, però è una cosa che mi mette sempre un pochino a disagio, perché tu fai musica per quel personaggio che salta con quel ritmo, per quell'ambiente, quindi devi vedere, devi giocare, devi sperimentare in prima persona per fare veramente un lavoro che funzioni bene. Quindi sì, l'approccio ideale secondo me è proprio questo, è comporre giocando. Infatti poi tu parli nel libro, che tra l'altro è la cosa che mi è piaciuta anche di più rispetto a quello che abbiamo già narrato e che tu hai detto in maniera, devo dire, lineare, ti soffermi sulla ludomusicologia, che è questo termine che credo di aver anche messo nella mia recensione al tuo libro, che nasce per l'appunto da Guillaume Laroche nel 2007, sì, è stato il primo a usarlo, poi piano piano è entrato un po' nella comunità accademica, internazionale, per distinguere proprio la musicologia che si occupa del gaming dalla musicologia tradizionale, perché appunto è richiesta questa componente ludica, proprio per analizzare la musica di un gioco, anche solo come studioso, no? È necessario giocare e vedere cosa succede giocando. Quindi anche il ludomusicologo è costretto, poverino, è costretto a giocare, a fare il suo lavoro. Io invece vorrei chiedergli, anzi gli dico 3 nomi. Il primo Koji Kondo, forse, l'altro è Kinobit e poi il terzo termine che è chiptune. Ora, tutto quanto insieme ha un senso, perché in questo libro si parla, allora di Koji Kondo si parla proprio a profusione, perché in qualche modo tu gli dai questo ruolo di quasi fondatore di una corrente musicale, di un modo di lavorare. Allora, iniziamo da lui. Allora, lui è il compositore di musiche per videogiochi che conoscono anche persone che non hanno mai giocato, come Super Mario Bros. E The Legend of Zelda fino alla fine degli anni 90, quindi lui diciamo è il brand sonoro di Nintendo praticamente. E gli do questa importanza perché lui è stato il primo a capire il potenziale della musica per videogiochi, dell'interattività, quindi del far corrispondere determinati gesti sonori a determinati gesti del giocatore e quindi valorizzare il gioco, e questo ha determinato poi anche il successo commerciale dei giochi di Nintendo. E oltretutto ha dovuto superare dei limiti tecnici incredibili, e questo secondo me ha esaltato la sua creatività, perché lui aveva a disposizione 3 onde e un canale del rumore bianco, e con questo ha dovuto fare tutto. Tutta la colonna sonora di Super Mario Bros. In totale dura 25 secondi, ma sono organizzati in modo tale da poter durare ore, perché ci sono delle sequenze A, B, D, poi c'è di nuovo A, poi c'è F, quindi non stanca mai all'ascolto. Cioè c'è un lavoro creativo incredibile. Tutta questa musica, tra l'altro, era scritta direttamente in linguaggio di programmazione, non era orchestrata, ai tempi non c'erano le DAW, tutto si faceva, o perlomeno non si usavano, insomma, per i videogiochi, c'erano questi chip sonori programmati in linguaggio BASIC, quindi io trovo veramente che sia una figura al limite del leggendario. E poi il discorso che accennavi della chiptune, di cui appunto Kinobit è un esponente meraviglioso in Italia. Io ho avuto il privilegio di assistere a un suo concerto qui a Roma, è stata un'esperienza bellissima. La chiptune fondamentalmente non è un genere musicale, ma è un modo di fare musica appunto con i chip. Lo strumento che si usa di più tendenzialmente è il Game Boy. Il vecchio Game Boy. Ha questo fascino dell'essere l'oggetto che tutti hanno in soffitta, e però tuttora ti permette invece di fare musica che suona futuristica, fondamentalmente. Questa cosa è estremamente affascinante, ha anche una portata politica, perché in qualche modo è una forma di democratizzazione, cioè tutti possono fare musica pazzesca a partire da uno strumento che non costa niente. Quindi, ecco, in questo senso Kinobit, che spiega poi nelle sue, lo potete trovare in rete perché insomma ha rilasciato anche numerose interviste, è appunto un artista che fa i suoi live appunto con i suoi Game Boy e quant'altro, spiega proprio la filosofia della chiptune, che secondo me
è fantastica. Io quando ci siamo incontrati a Licia ho detto che mi piacerebbe un giorno una colonna sonora fatta interamente con questo stile, sarebbe una figata pazzesca, a nessuno gli viene in mente, io la butto lì, produttori, e poi chiamate Licia. Ecco, Grazie, quindi, anche perché io ho veramente voglia di fare un disco tutto chiptune, è proprio una cosa che ho dentro, quindi sono pronta. strano che non ci hanno ancora pensato gli americani, strano questa cosa. Infatti, dovresti fare come fece, mi ricordo questa cosa bellissima, come fece David Arnold per, diciamo, rabbonire il personaggio che era John Barry, l'autore di tutte le colonne sonore, di 11 delle più famose colonne sonore del 007, fece un album dedicato a cover di Bond, che finì puta caso a John Barry. John Barry disse, ma quasi quasi quando vado io in pensione chiamate lui che devo dire, quindi dovresti fare l'album tuo. Può essere un'idea, vedi? Lo metti già in circolazione. Sono creative anche queste interviste, vedi, escono fuori. Vedi. Senti, invece usciamo per un attimo dal mondo della musica applicata, comunque ricordiamo che diamo un po' di informazioni. Musica per videogiochi, la nascita della ludomusicologia e il mito di Koji Kondo, speriamo sempre di averlo detto giusto, Licia Missori, edizioni Dedalo. Quindi per chiunque fosse interessato appunto a questa nuova filosofia musicale, diciamo così, ma anche nuovo strumento di lavoro e di professione, questo è un libro fondamentale. Direi anche che poi ha fatto una cosa intelligentissima Licia, di mettere un QR code per poter ascoltare i brani delle musiche dei videogiochi di cui lei parla. Esatto, questo è bravo, hai fatto bene a dirlo. Cioè, il libro stesso è un'esperienza interattiva, perché tutto quello di cui parlo è legato a dei QR code che si possono inquadrare e portano a degli esempi audiovisivi, quindi non è soltanto una cosa che si legge e rimane astratta, ma uno vede davvero quello, vede e ascolta quello di cui si parla, quindi questo è importante. Sì, anche perché poi parlare di musica è tanto bello, scrivere di musica è tanto bello, ma poi se la senti diciamo che aiuta, ecco potrebbe essere meglio. Sì, esatto. Senti, invece ci parli della tua attività multiforme, ma soprattutto quella concertistica. Allora, tu stai girando con un progetto musicale insieme al violinista Thomas Stefanek, ma hai anche tanti altri progetti. Dai, facci una carrellata, ecco, di quello che stai facendo da questo punto di vista. Allora, io innanzitutto sono come solista, perché comunque compongo i miei brani e li eseguo. Poi mi piace tantissimo collaborare con gli altri musicisti, si creano delle cose meravigliose, quindi sì, Tomasz è un grande musicista, quindi nonostante la distanza geografica, perché lui sta in Repubblica Ceca, però riusciamo sempre a trovare dei modi per fare cose insieme, e stiamo realizzando questo progetto in cui ci ispiriamo a dei temi di grandi compositori classici e poi andiamo dove ci pare, dal progressive rock, tutto però con pianoforte e violino. Quindi è una cosa molto bella. Poi suono in un gruppo celtico, si chiamano Green Clouds, facciamo musica celtica elettronica. Ho fondato un gruppo di musica greca che si chiama Ericon. No, questo non lo sapevo, no. Sì, anche questa, perché sono andata in Grecia qualche anno fa, sono rimasta folgorata, ho detto che è questa cosa che non capisco, devo capirla, e quindi ho deciso. Guarda, io adoro la musica greca, i loro tempi dispari, sono proprio, esatto. Io la prima proprio divertentissimo. Ascoltavo questa band che suonava a Corfù e cercavo di contare il tempo e vedevo che non ci riuscivo. Io in genere non ho problemi a contare, però ho detto no, devo capire. E quindi ho fondato questo gruppo che adoro, che è bellissimo, in cui suoniamo musica greca ma riarrangiata chiaramente con strumenti diversi. Io suono il pianoforte, quindi ha anche un altro suono, quindi è una trasfigurazione un po' della musica greca, una cosa molto bella. Ci chiamiamo Ericon, scritto Aericon, se vi va di sentirlo. E poi suono con Lee Haggard, che è un gruppo tedesco piuttosto famoso, che fa symphonic metal con strumenti veri, però, quindi non sequenze o orchestre registrate, ma ci sono davvero violino, viola, flauto, violoncello, quindi è un po' un'unione tra il rock anche abbastanza intenso e la musica classica. Insomma, poi sono anche in un tributo Marillion, che è una band bellissima, si chiamano Mr. Punch, con loro giriamo molto in Europa, quindi sì, io amo molto connettermi con le persone attraverso la musica, per questo do tutto questo spazio alla performance nella mia vita.
Bella Allora, cosa, senti, bella cosa, tantissimi bei progetti. Io ti voglio ricordare, prima di dare la parola a Massimo, che c'è un gruppo che adesso non esiste più, sono catalani, si chiamavano L'Âme des Phoques, ma loro erano un gruppo che suonava musica, anche musica greca, musica sefardita, dove ci sono dei dischi stupendi, lo dico a chi ci ascolta, ma anche a te, L'Âme des Phoques, che vorrebbe dire l'amo di fuoco in catalano, andateli a sentire perché sono spettacolari. Purtroppo si sono sciolti. E vai Massimo. io ci tenevo a sottolineare una cosa che ha detto all'inizio Liscia, che è molto importante, che non è di tutti coloro che fanno musica, che la compongono e che la seguono e che poi anche la performano. È importante essere curiosi, essere onnivori, perché se no, come si fa a fare uno dei mestieri più belli del mondo, che è quello di scrivere, e ascoltare e performare la musica? Quanto è importante essere curiosi. Non lo so, per me è tutto, è proprio il senso della vita, anche perché in questo modo non raggiungi mai un momento in cui sai tutto. Cioè la vita sarà sempre interessante perché avrai sempre infinite cose da scoprire. No. Invece se decidi di approfondire una cosa, poi diventi bravissimo in quella cosa, sai tutto di quella cosa e poi... Poi soprattutto Massimo, più sai, meno sai. È questa la realtà dei fatti. Sì, è vero, più impari, più fai spazio a nuove cose da imparare. Dai, falla tu la domanda finale, dai. La faccio io? Ok, la faccio sì. io. Allora, tu scrivi anche canzoni, Licia? Sì. Ok. Certo. Allora, scegliene una, perché noi siamo collegati con un programma radiofonico, per cui una la dobbiamo mandare, una la possiamo mandare, le altre le troverete in rete, sul sito di Licia, ovunque volete. Va bene, allora scelgo I'm a Witch, perché mi rappresenta. Allora, direi che con questa scelta, che chiude proprio meravigliosamente un discorso, noi Licia ti ringraziamo veramente, non solo per la quota rosa, come dicevamo prima, ma perché è stato veramente bello parlare con te, perché di queste tematiche raramente le abbiamo affrontate in questo modo così naturale e aperto, eclettico. Grazie della tua open mind. Ma grazie a voi, grazie per il vostro interesse, per lo spazio e dai, spero a presto in molte altre occasioni. Ma ci vedremo. Grazie Licia. Ciao, grazie. Ciao.